Amici dell'Edicole di Penuccio, buonasera, siamo collegati dal Palazzetto dello Sport della scuola media Enrico Fermi di Letojanni. Una partita molto importante per il campionato. Siamo in diretta. La Savam Costruzioni Letojanni affronterà la Pallavolo Jolly Cinquefrondi. Un saluto da Gabriele Bonini che vi accompagnerà in questa giornata. Ho trovato questo angolino della palestra, prendo a malapena i 4 angoli del campo, quindi oggi telecamera fissa, la struttura è quel che è strapiena di gente perché è una partita importante. Le due squadre si separano solo di 5 punti, la Jolly Cinquefrondi è seconda in classifica mentre la Savam Costruzioni Letojanni è terza appunto a 5 punti dalla Jolly. Eccole qua le squadre ai saluti. Il primo arbitro, il signor Battisti di Frosinone. Signor Battisti di Frosinone, il primo arbitro. Telorchi, sempre di Frosinone. Il secondo. Con le quali le squadre si stanno abbracciando, sarà una partita molto ma molto importante. Sono venuti anche i tifosi della Jolly al seguito. Le squadre ai saluti. Forza Letojanni, facciamoci sentire. La prima dello Start and Six sarà la Jolly Cinquefrondi alla guida del coach Polimeni con il suo assistente Franco Giglietta, che si schiererà con Samuele Aprile, con Mateus Dallagnol, l'alzatore Bellucci, poi Limberger, Laganà e Nardi il centrale. Il libero sarà Chillemi, mentre Letojanni si schiererà con Schipilliti, che è il capitano nonché alzatore, poi Corso, Princiotta, Mazza e Remo, l'ex della partita. Eccole qua le squadre allo Start and Six. Si fanno sentire subito i tifosi della Jolly. Eccola qua annunciata la formazione della Jolly. Adesso tocca al Letojanni, guidato dal coach Centonze. Tutto pronto, si può cominciare qui in diretta da Letojanni. Gli arbitri provenienti da Frosinone sono pronti, il secondo sta controllando le formazioni. Ora si controlla la Jolly. Tutto ok, si può cominciare. Inizierà Letojanni con la battuta Schipilliti.
Flot su Mateus Dallagnol, Bellucci alza verso Limberger, c'è il muro ma non abbastanza. Jolly che parte subito bene con il pallone che tocca nel campo del Letojanni. 1-0 per la Jolly. Purtroppo non vi potrò fare né replay né scoreboard. Samuele Aprile al servizio per la Jolly. Ace, lasciano sfilare i giocatori del Letojanni, Mazza e Princiotta. Punto per la Jolly, 2-0. Ancora il polistenese Samuele Aprile al servizio. Buona ricezione delle Letojanni, poi la schiacciata, ottiene il mani fuori Letojanni. 2-1. Mazza, l'autore del punto. Purtroppo non riesco a vedere i numeri da qua sotto. Se non sbaglio, Schifilliti al servizio, Limberger la tiene ma non abbastanza. Ha recuperato il pallone. Palla che torna nel campo del Letojanni. Recuperata ancora una volta. Mateus Dallagnol, poi Lagana. Nardi costretto alla free ball. Poi la schiacciata che è vincente. Sempre di Mazza. 2 pari. La battuta Letojanni, out. 3-2 Jolly. A servizio per la Jolly Lagana sul 3-2. Subito forte su Mastronardo. E il muro di Alessandro Bellucci. Non ci casca. Eccolo qua, vi faccio un replay. Cercato il pallonetto, ma il muro della Jolly è ben compatto. 2-4 il punteggio. Lagana al servizio. Ancora forte ed è dentro. Altro ace della Jolly Cinquefrondi. 2-5 il punteggio. Dopo l'ace di Samuele Aprile c'è Lagana. Ancora Lagana, sempre forte, sempre lì. Tentato il pallonetto da parte dell'alzatore Schifilliti, poi il pallone che si insacca sulla schiacciata di Lagana. 2-6. Time out fischiato da coach Centonze sul 2-6. Si fanno sentire i tifosi della Jolly in questo time out sul 2-6. Squadre che rientrano in campo. Polimeni che dà le sue ultime informazioni a Mateus Dallagnol, che ancora continua ad avere problemi con la spalla, ma sembra al meglio. Lagana di nuovo al servizio. Ancora forte, ma stavolta colpisce davvero male. Palla che va a finire sul portoncino. 3-6. Pallone Flot, la riceve Chillemi, Bellucci sceglie e trova Nardi. Una combinazione molto veloce, molto ricercata dalla Jolly, che va sempre a segno.
3-7 e si prepara Limberger al servizio. Eccolo qua il brasiliano della Jolly. Attacco centrale, ottimo, non può nulla la Ganà. Rivediamo l'azione con il replay. 4-7 il punteggio. Eccolo qua, ottimo primo tempo da parte del Letojanni, sceglie il posto giusto. Schifilliti. Battuta Letojanni. Bellucci che ha fatto un'ottima alzata verso Mateus Dall'Agnol. È stato bravissimo qui, una palla molto tesa di Alessandro Bellucci ha permesso una schiacciata perfetta di Mateus Dall'Agnol. 4-8. Nicolas Nardi al servizio. Jump spin di Nardi, un altro ace della Jolly 5 Frondi, il terzo del match. 4-9, Nicolas Nardi che torna al jump spin. Nella scorsa partita contro l'Augusta abbiamo visto ha effettuato sempre jump float. Augusta, sì, vabbè. Universal, pardon. Nardi ancora al servizio. Un attimo di pausa. Si deve controllare la formazione nel Letojanni. Vi ricordo, le squadre si distano solo 5 punti. È una partita chiave per i playoff, dove tutte e due le squadre ci metteranno l'anima e il cuore per i propri tifosi. Nicolas Nardi sul 4-9. Ancora jump spin, sempre forte, altro ace della pallavolo Jolly 5 Frondi. Rivediamo, le stanno lasciando tutte nel Letojanni. È il quarto ace di questo set. Prima aprile, poi la Ganà e poi due consecutivi di Nicolas Nardi, il centrale brasiliano della Jolly. 4-10, ancora Nardi, stavolta sbaglia completamente, pallone che va out sulla spalliera in fondo. 5-10. Il libero del Letojanni non l'avevo annunciato prima, è Nicosia. Ancora servizio a Letojanni. Chillemi. Bellucci sceglie ancora una volta Mateus Dall'Agnol e c'è il tocco del muro, un punto contestatissimo dal Letojanni. 5-10, rivediamo del replay. Purtroppo non si nota più di tanto. Limberger va anche lui sotto il seggiolone dell'arbitro. Tutto ok, si può ricominciare. 5-11 dopo le proteste del Letojanni. Jolly in più uno in questo momento. Alessandro Bellucci al servizio. Molto float. Civilliti sistema il pallone. Limberger copre. Chillemi alza in bagger verso Mateus Dall'Agnol. C'è la copertura. Poi la palla che rimbalza sul nastro viene recuperata. Bellucci sceglie ancora una volta la Ganà. Colpisce malissimo.